legate alle associazioni degli operai e degli artigiani. Sinonimo dei gremi sono le confrarias, che molto probabilmente precedettero questo tipo di organizzazione, anche se le differenze tra le due associazioni hanno a che vedere col carattere prettamente religioso delle confrarias, mentre il gremio, pur avendo semanticamente una derivazione religiosa, gremio da grembo della Madonna, diciamo che i gremi hanno una organizzazione più politica rispetto alle confrarias. Dei Candelieri è una stretta parentela con Iglesias del 1300, in quanto i capitoli 47 e 48 del Breve di Villa di Chiesa parlano della disciplina dell'ordine del corteo, del numero e della fabbricazione e la forma dei candeli o candelieri. Don Alfonso di Aragona disciplina l'8 giugno del 1327 l'obbligo di fornire un candelo della spesa di almeno 23 lire di anfosini minuti e del peso di 80 libra di cera nuova. Secondo Maria Teresa Ponti, nel suo I gremi sasseresi del secolo XVI, le associazioni di arti e mestieri ebbero diversi nomi: confraternite, hermanidades, germanidades e gremi. Anche se bisogna aggiungere che a Cagliari già agli inizi del XIII secolo esistevano delle corporazioni legate al porto molto potenti all'interno della vita commerciale della città. A Cagliari, infatti, antica capitale dell'isola, già nel 1239 i mercanti formarono una compagnia che veniva definita Dicta de Gamurra, che era anche una società commerciale e un gruppo di influenza politica armato per la difesa del predominio economico della corporazione. Anche se bisogna dire che già in periodo romano esistevano delle forti corporazioni legate al mondo del lavoro, e tra queste i naviculari o i metallari, che sarebbero praticamente la corporazione legata al ferro, i fabbri ed affini del 400, insomma. Eccolo. Il Pitalis pubblica un libro sulle generalità delle corporazioni e delle maestranze e suddivide le corporazioni in due grandi settori: rustiche e cittadine. Le rustiche svolgevano la loro attività in campagna prevalentemente, mentre quelle cittadine erano le corporazioni che esercitavano il loro mestiere in città. Svolgevano le attività in campagna i massai, i labradores, i narborai, gli ortolani, i zappatori, i cavallanti, i carrolanti, i picapetres, i pastori. Cittadine invece erano quelle corporazioni che esercitavano il loro mestiere in città, cioè i falegnami, i bastai, i bottai, che facevano parte dei lavoratori del legno. Avevamo i lavoratori dei metalli, i calderai, gli armaioli, gli argentari, i fabbri ferrai, fra i largios. Avevamo i lavoratori del corame, i conciatori e i calzolai, i macellai, gli scortichini, i muratori, i pittori, i mercanti, i sarti, i calzettai, i braccianti. Di tutte queste corporazioni che abbiamo citato, solo 9
possono partecipare oggi alla Faradda o per motivi burocratici, per motivi storici, oppure in quanto molti di questi gremi sono estinti. Altri, pur reclamando il diritto a scendere nella Faradda, non lo possono fare per motivi di vario tipo. Comunque oggi i gremi che partecipano alla Faradda sono 9 e di questi parleremo.